Ero in ufficio e sento il DIN del registratore di cassa che si apriva. Vengo in negozio a controllare e vedo un ragazzo, perché avrà avuto sui 25 anni, 1,85 m, muscoloso, che diciamo era dietro la cassa con il cassetto aperto. Lui mi ha aggredito, là c'è stata una colluttazione, il che io a un certo punto ero riuscito anche a fermarlo. Un colpo in pieno giorno alle 9, orario di apertura del negozio Domori di Spinea, quando all'interno c'è solo uno dei due titolari, Mario Cacco. Il malvivente è uno straniero, alto, grosso e agile. Mario Cacco, anni di karatè sulle spalle, reagisce. Prima intima al ladro di andarsene, poi aggredito reagisce. Blocca con la forza della disperazione il giovane di colore sui 25 anni, poi si allontana qualche istante per chiamare i carabinieri. Attimi che bastano al ladro per fuggire dalla porta sul retro del negozio e allontanarsi inseguito per pochi metri dall'uomo. Racconta Mario Cacco e intanto inizia a capire quanto gli è appena accaduto, ricordando con ansia quei lunghi minuti di lotta e l'attesa infinita dell'arrivo delle forze dell'ordine. Telefonata al 112 alle 903 e intervento, abbiamo avuto la pattuglia alle 9:45, 9:44. Ha paura adesso Mario Cacco, che con il fratello da anni gestisce questa attività e solo adesso inizia a sentire il dolore delle botte, di rapine in pieno giorno, mai avute. La prima rapina sì, abbiamo subito furti notturni ma mai rapina di giorno, mai. Un italiano parlato a stento, racconta Mario Cacco, quello del ladro, che forse ha agito per disperazione, ma ha dimostrato di conoscere bene il negozio. Ai carabinieri ha sporto denuncia, ma neppure l'assicurazione lo ripagherà, perché il furto ammonta a 200 euro e la franchigia parte da 1000. Resta la paura. Io devo aver proprio avuto una reazione di paura, la mia probabilmente adrenalinica, e che mi ha portato alla reazione a lui, perché mi sono visto poi aggredire, perché trovandolo con le mani diciamo sul registratore di cassa, io comunque ho così reagito.